Questa è un'installazione idroponica che si chiama Zoroaster. Zoroaster è un sistema per crescere insalata nella propria casa. La tecnica di coltivazione idroponica è il sistema attraverso il quale le piante si nutrono nell'acqua anziché nella terra. Questa terra qua è soltanto per avviare il sistema. E questo consente alle piante di crescere molto più in fretta, perché si possono fertilizzare le piante in proporzione, appunto, si possono dopare tecnicamente parlando. Uno dei sistemi più ecologici che secondo le Nazioni Unite che vengono promossi negli stagi è quello di fertilizzare le piante con le urine che non entrano in contatto con l'ossigeno, quindi è una tecnica relativamente sana. Pare che non si trasmettano nessun tipo di malattie. Il sapore è squisito, sono le piante salate di sé perché buonissime. Veramente buono. Sì.